Celebrazioni per il 76esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana ad Agrigento, 3 momenti istituzionali, diverse iniziative collaterali. E ieri a Raffadalli la manifestazione Giovani in Festa. Cadono calcinacci dal viadotto a Fontanelle, momenti di panico nel quartiere al nord di Agrigento. Congresso della UIL nella città dei Templi, inaugurato a Ribera il Festival dell'Agricoltura. La Camera Penale di Agrigento discute del referendum sulla giustizia, mostra itinerante al Museo Griffo. Calcio, playoff nazionale di eccellenza, l'Acragas continua la preparazione contro l'Isernia. Dopo lo 0-0 casalingo i biancazzurri giocheranno in trasferta. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo della Festa della Repubblica edizione 2022, la cerimonia Villa Buonfiglio ad Agrigento, onorificenze, un concerto e una mostra. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Una serie di iniziative sono state effettuate dalla Prefettura di Agrigento nell'ambito dei festeggiamenti per ricordare il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica. Si inizia con la giornata di sabato sera 1 giugno al Teatro Pirandello con un concerto a cura dell'orchestra del Conservatorio Musicale Toscanini di Ribera. Nel corso della cerimonia anche la consegna di 2 onorificenze ai funzionari e dirigenti della prefettura, tra cui la signora Rossella Sallì, funzionario dell'ufficio di gabinetto della prefettura, e al viceprefetto Giovanna Termini, vicario del prefetto, che a breve andrà in pensione, consegnate personalmente dallo stesso prefetto Rita Cocciufa, dopo la lettura delle motivazioni fatte dal vicario del prefetto, dottoressa Elisa Vaccaro. Nella mattinata del 2 giugno la deposizione della corona di alloro al monumento del Milite Ignoto presso la Villa Bonfiglio da parte del prefetto, presente anche il sindaco di Agrigento. Quindi le manifestazioni che quest'anno si sono svolte presso la piazza Vittorio Emanuele, sede tra l'altro di numerosi uffici pubblici. Si è proceduto quindi all'alzabandiera, all'esecuzione dell'inno di Mameli da parte degli studenti del liceo classico musicale Empedocle, quindi la lettura del messaggio da parte del presidente Sergio Mattarella, da parte degli alunni, la riflessione a cura degli studenti dell'Istituto Quasimodo di Agrigento, della consulta studentesca e di 2 alunni immigrati che frequentano il CPIA di Agrigento. Dell'Istituto Agrigento Centro, quindi la consegna di un'altra onorificenza all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnata ad Alberto Bilello, dipendente del Ministero delle Politiche Agricole, originario della città di Sciacca, consegnata direttamente dal prefetto. Quindi la lettura della relazione del prefetto, che ha poi effettuato un ampio resoconto delle attività svolte dalla prefettura in un momento molto particolare, che va dalla pandemia del Covid-19 alla gestione del fenomeno dell'immigrazione, all'accoglimento dei profughi provenienti dall'Ucraina per via della guerra. Ma anche un richiamo alla necessità di affrontare questo tempo nel rispetto dei nostri valori, che sono i valori fondamentali. Ce l'ha ricordato il ragazzo senegalese, che non sono scontati. Ecco, io credo che bisogna avere fiducia, bisogna avere speranza, ma bisogna lavorare tutti insieme nel rispetto di quelle che sono le regole che devono accompagnare il nostro vivere civile. Dobbiamo avere come faro sempre la nostra Costituzione, tanto sudata, tanto veramente nata da una guerra disastrosa che ha fatto tanti milioni di vittime. Non dimentichiamole queste cose. Una festa della Repubblica corposa nei suoi trattenimenti, da ieri sera al teatro con un bel concerto, stamani la deposizione al Monumento ai Caduti, oggi in piazza Vittorio Emanuele, ma ancora non è finita perché ci sarà un'altra mostra che lei tra poco inaugurerà. Sì, adesso inauguriamo questa mostra per tutti i cittadini che la vorranno visitare, è una testimonianza storica di quello che è stato il nostro Paese dal 1943 alla Repubblica, quindi è anche l'occasione per visitare il Palazzo del Governo. Diverse le personalità presenti alla cerimonia del 2 giugno in piazza Vittorio Emanuele che hanno voluto testimoniare l'importanza della festa della nascita della Repubblica, giunta alla sua 76esima edizione. Certo, la Chiesa è inserita nel tessuto sociale e questa è un'occasione per ricordare
la libertà che abbiamo e quindi lo spazio per una cittadinanza attiva. Anche la Regione con il Presidente dell'Assemblea regionale presente a questa giornata? Assolutamente sì, è un dovere, è una ricorrenza importante in un momento difficile per le note vicende che riguardano l'Ucraina. Rimarcare qui la presenza anche della politica vuol dire assicurare una continuità in termini di libertà, di indipendenza e soprattutto la serenità dei siciliani. Questa sia comunque la festa della Repubblica, ma speriamo a breve la festa della pace, considerato quello che sta succedendo in Europa per ora. Siamo qui doverosamente ma con il cuore. Anche l'ANPI presente a questo evento brevemente? L'ANPI naturalmente è l'ispiratrice, il preludio con la resistenza di questa sinfonia, diciamo, che è la Costituzione, la Costituzione della Repubblica. È una festa, speriamo che si arrivi alla pace al più presto, questo è il problema vero. La festa della Repubblica va ricordata, è un momento importante per rinsaldare i valori di una comunità che sta insieme, che cresce, che va avanti, nonostante i problemi, nonostante tutti, ma una comunità che ricorda i momenti storici della sua storia. Oggi ricorre la proclamazione della Repubblica, il 2 giugno del 1946 ci fu il referendum, si passò dalla monarchia alla Repubblica, con res publica, la cosa di tutti. Oggi è la dimostrazione attuale di quello che è successo tanti anni fa, dobbiamo ricordare, la memoria è il nostro futuro e oggi è anche importante perché stiamo dando un segnale serio a tutti gli agrigentini di una ripresa vera della vita sociale. Il nostro istituto è presente, è stato invitato a questa bella cerimonia, ora i miei ragazzi leggeranno degli articoli scelti dalla Costituzione e poi verranno commentati anche da loro stessi. C'è un gruppo di ragazzi che mantiene il tricolore italiano e insomma siamo qui a goderci questa bella manifestazione. Siamo qui insieme con tutti gli altri, diamo il nostro contributo a una festa che deve essere più importante di quanto noi spesso la consideriamo. Al termine della cerimonia in piazza Vittorio Emanuele, un altro momento particolarmente significativo è stato quello dell'inaugurazione delle mostre dei cimeli storico-militari, dallo sbarco in Sicilia alla Repubblica, a cura dell'associazione ASCI 1943, in collaborazione con l'associazione I Bersaglieri, la ex provincia e delle forze di polizia. La mostra sarà visionabile presso i locali della prefettura di Agrigento fino al prossimo 5 giugno. L'associazione ASCI ha 7 anni di vita sul territorio siciliano. Sono stato il fondatore assieme a quegli amici che troverete in giro vestiti d'epoca per la passione della storia. Nasce proprio per fare conoscere sia al pubblico più adulto che soprattutto ai ragazzi cos'è stato un periodo storico che ha portato la nostra nazione dalla fine della guerra alla Costituzione della Repubblica. Questo ci ha permesso, visto che la Prefettura di Agrigento aveva in mente di organizzare appunto una mostra, ci ha permesso di poterci volontariamente mettere a disposizione. È stata accettata l'idea, quindi abbiamo pensato questo, facciamo un excursus storico che va dal momento dello sbarco fino alla Costituzione della Repubblica. Effettivamente le sale sono così gestite. C'è tutta la zona dove ci troviamo che è la cosiddetta sala d'armi, dove si possono ammirare tutte le armi che sono state utilizzate durante il conflitto, sia dagli alleati che poi dall'esercito italiano, perché non dimentichiamo che poi essendo co-belligeranti avevamo bisogno anche di armamenti e divise. Non a caso troverete tra i miei componenti persone vestite con abiti e quindi divise italiane del periodo sabaudo. C'è anche qualcuno che veste inglese con il fregio, però il fregio è la bandiera italiana, proprio perché c'è stata poi questa co-belligeranza. Quindi si parte da qua, dal momento in cui c'è stato lo sbarco, i richiami li vedrete anche nelle divise che sono per tutta la mostra, per arrivare poi piano piano fino alle divise più moderne, quali sono appunto quelle delle forze dell'ordine. L'escursus storico quindi è per questo. Poi di volta in volta qualcuno chiederà notizie eccetera, ci saranno i miei, ci sarò io, darò più specifico. Abbiamo scelto questo posto emblematico, ci vuole spiegare cosa stiamo vedendo alle sue spalle?
Allora, questa è una bandiera riprodotta dall'associazione della bandiera Sabauda, come vedete c'è lo stemma Sabauda. L'abbiamo messa esposta perché il tempo a cui mi riferivo prima, poco prima dello sbarco, la bandiera era questa, quindi da dove si può partire? Dalla bandiera italiana dell'epoca per arrivare logicamente a quella poi moderna che è quella attuale. Quindi l'abbiamo esposta anche perché per noi è un pregio in quanto è tutta ricamata e è stata fatta a suo tempo dall'associazione e non poteva non mancare. E durante le iniziative in onore della Festa della Repubblica, un gruppo di cittadini in sit-in hanno cercato di sensibilizzare le autorità presenti su un delicato tema ambientale, il rigassificatore di Porto Empedocle. In piazza davanti alla prefettura di Agrigento una pacifica manifestazione per dire no alla struttura voluta da Enel. Vediamo. Durante la manifestazione relativa alla celebrazione della Festa della Repubblica, ieri in piazza Vittorio Emanuele, un gruppo di sostenitori del Comitato del Non Rigassificatore ha voluto manifestare pacificamente la propria contrarietà alla possibile ipotesi della costruzione del rigassificatore a Porto Empedocle, con striscioni che mostravano il forte no all'opera divenuta ormai obsoleta, ribadendo i pericoli che l'impianto potrebbe causare alla popolazione empedoclina e agrigentina, considerando anche che a due passi è presente un asilo e una scuola, oltre che all'impatto paesaggistico vicino alla Valle dei Templi. Che non porta lavoro, porta solo distruzione di questo ambiente e basta, e di qualsiasi speranza di sviluppo del turismo ad Agrigento, e non solo ad Agrigento ma in tutta la costa agrigentina. Questo è il dramma, che vogliono fare passare non solo il rigassificatore a Porto Empedocle, quindi a un tiro di schioppo dalla Valle dei Templi, dal Parco Letterario e dalla Scala dei Turchi, ma vogliono fare passare il gasdotto della SNAM all'interno della Valle dei Templi, cioè un mostro che distruggerebbe veramente la bellezza e la cultura. Questa è una cosa criminale, criminale. Per conoscere. Ci spostiamo adesso a Raffadali, Comuni che ha ospitato il Giovani in Festa. Dopo 2 anni di assenza torna l'atteso raduno. Vediamo. Tra poco il suo saluto sul palco, cosa dirà a questi giovani, Sindaco? Ai giovani dirò di stare sempre attenti, la vita è bella ma è anche difficile da affrontare giornalmente, bisogna essere sempre coscienti, non lasciarsi influenzare né da cattive amicizie e neanche dall'uso molto spesso di alcol e droga per nascondersi ai dei problemi quotidiani. Alle famiglie lancio invece un grido di allarme, bisogna parlare con i giovani, ascoltarli, perché devono essere loro il punto di riferimento dei giovani e non lasciare i giovani in balia di amici o di persone che li ascoltano e le possono consigliare male. Donaldo, cosa possiamo dire a questi giovani oggi, visto che è la loro festa? Possiamo dire che sono belli, ed è una bellezza veramente vedere questa piazza piena di giovani, di ragazzi del futuro, della nostra Chiesa, della nostra società anche civile. E quindi è veramente una bella cosa. Una bella accoglienza quella di oggi. Una bella accoglienza assolutamente, i nostri volontari di Raffadali
si sono veramente adoperati il più possibile, nel miglior modo possibile, e si sono spesi tanto nell'accoglierli personalmente, ma anche nel portare dolci, latte, tè, caffè, in abbondanza, in abbondanza. Viva il giovane in festa! Viva il giovane in festa! Don Stefano, una bella manifestazione oggi, cosa diciamo a questi giovani? È una giornata straordinaria, è giovane in festa, già la parola dice tutto, i giovani che fanno festa ritrovandosi insieme, soprattutto dopo 2 anni di stare chiusi dentro, e oggi è veramente una giornata spettacolare perché già la giornata lo permette, di trovarsi insieme, di potersi incontrare, guardarci sul volto, e questa è veramente l'espressione della bellezza che c'è in ognuno di noi e che dobbiamo esternare. Grazie. Comandante, un'organizzazione massiccia anche per le forze dell'ordine oggi per il giovane in festa. Questi giorni che lavoriamo su questo, un programma stilato, tutto, ma possiamo dire che sono più che soddisfatto dell'andamento delle cose. Tutto va bene? Va bene, non ci sono, i cittadini vengono, sono contenti della festa e sta andando tutto per il verso giusto. Mirko e Valerio! Cosa vuol dire essere qui a Raffadali oggi? È un onore per noi ed è bellissimo vedere tutti questi ragazzi divertirsi con la musica. Cosa possiamo consigliare ai ragazzi? Voi che siete giovani? Non mollare mai i vostri sogni, anche se ci fossero ostacoli, abbatteteli. E esibirvi in un pubblico in diretta dopo la pandemia? È un'emozione unica. Non vedevamo un pubblico così acceso da tantissimi anni, 2 o 3. Quindi è stata una bella emozione. Ciao TV, ciao a tutti i ragazzi, ciao ai nostri amici, ciao a tutti. Eccellenza, una grande festa oggi per il 2. È stata bella questa giornata per i giovani e per i meno giovani, come lei ha detto, in un momento di preghiera, di festa. I giovani di Giovanni Paolo II qua. Che dire ai giovani quindi? Alzatevi, state in piedi, vivete in piedi la vostra fede. È importante essere in piedi, prima essere risorti. Cadono calcinacci dal viadotto a Fontanelle, momenti di panico nel quartiere a nord di Agrigento. Il ponte lungo la strada statale 118, quello che collega il centro cittadino alla zona industriale. Sul posto sono intervenute 2 squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera zona. L'area sottostante è stata chiusa. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia a Messina, città di suo nonno. Al suo fianco il governatore della Sicilia, Nello Musumeci. C'è il servizio. Con una politica industriale che abbia una visione, che sappia per esempio valorizzare la grande risorsa rappresentata in Italia dal mare e in Sicilia in particolar modo,
che sappia valorizzare il marchio, che è la cosa più preziosa che abbiamo, che vuol dire anche formazione per le giovani generazioni, mentre noi abbiamo centinaia di migliaia di giovani disoccupati in tutti i settori del marchio. Si denuncia la carenza di manodopera specializzata in settori che avrebbero una ottima retribuzione, sui quali noi non facciamo formazione, con una tassazione che dica alle imprese più assumi meno paghi, e se il governo ci fa la cortesia di prorogare la norma che era stata prevista dopo il Covid per garantire decontribuzione per chi assume nelle regioni del sud invece di fare i convegni e poi non occuparsi di niente, magari ci dà una mano. Ci sono molte cose che si possono fare che secondo me sono diverse dal tema, diciamo, del mantenimento del reddito di cittadinanza in una condizione di difficoltà. È lo sviluppo che fa la differenza, significa anche infrastrutture, significa il tema dell'insularità, per esempio, che noi stiamo combattendo per inserire in Costituzione, zone franche, fiscali. Sono tante le proposte che Fratelli d'Italia ha fatto in questi anni e che speriamo di poter realizzare al governo della nazione. C'è anche il ponte, onorevole? C'è anche il ponte, certo, c'è anche il tema generale delle infrastrutture, perché vede, noi abbiamo tante peculiarità, no? Che, come dicevo, sono legate o al marchio o al tema del turismo. Questa è una regione dove l'amministrazione regionale ha fatto un ottimo lavoro. Se lei considera che oggi il tempo di permanenza media di un turista è più alto di prima del Covid, vuol dire che è stato fatto un bel lavoro. Per oggi i turisti vogliono viaggiare in modo veloce e comodo, per esempio sbloccare il tema del porto di Trapani, cioè fare una serie di cose che consentono al turista di avvicinarsi più facilmente. E poi c'è il tema delle merci, ovviamente, no? Il ponte è una delle occasioni, diciamo, tema di lunghissimo dibattito, che racconta di una Italia nella quale le cose si pensano ma non si sanno fare. Questa è una civiltà che costruiva in 10 giorni ponti 2000 anni fa, che ancora stanno in piedi. È incredibile come non siamo stati in grado di essere a un certo punto all'altezza della nostra storia. Come se non la scelta del Piazza Croce per Messina. Ma guardi, noi abbiamo fatto una scelta tra quelle che ci proponevano anche, cioè, che venivano proposte, alcune abbiamo fatte anche noi, che venivano proposte dagli alleati, dal centrodestra, e quella di Croce ci è sembrata la più competitiva, perché Maurizio è una persona che da sempre lavora nell'ambito, diciamo, dell'amministrazione, e qui c'è bisogno di gente concreta. Vede, io ho avuto un nonno messinese e se penso a mio nonno, no, a com'era un siciliano tutto d'un pezzo, una persona di grande responsabilità, di grande orgoglio, vedere oggi questa città rappresentata, no, dagli ultimi sindaci, quello che correva dietro a Trump con le magliette, altri che magari si pensano che sia sufficiente dire le parolacce in televisione, insomma credo che questa città meriti qualcosa di più. Inaugurato a Ribera il Festival dell'Agricoltura dal titolo Terra Mia, presente l'assessore regionale a ramo Toni Scilla e a fare gli onori di casa il sindaco Matteo Ruvolo. Vediamo. Oggi credo che sia una bella opportunità per il territorio e non solo per Ribera poter mettere a fruizione intanto un magnifico contesto che è quello della Villa Comunale, è un posto bellissimo dove proprio puoi assaporare la bellezza della natura. La seconda cosa importante è proprio questo contenitore espositivo dove i prodotti tipici vengono messi in evidenza e dove ancora una volta Ribera si afferma come città dove l'agroalimentare ha un posto di rilievo e dove la produzione, che può essere sì degli agrumi, l'arancia di Ribera famosa in tutto il mondo, produzione eccellente anche quest'anno, ma soprattutto dagli ortaggi alla fragolina di Ribera, cioè l'olio. È una realtà che va promossa, e quindi un plauso all'amministrazione, un plauso all'assessore Scilla che oggi ha voluto inaugurare questa fiera, e un plauso va fatto anche ai cittadini di Ribera, perché fondamentalmente è una città che vive di agricoltura e quello che oggi stiamo vivendo e percependo lo mette in evidenza. Sono momenti strategici, la Sicilia non può prescindere da questi momenti, l'agroalimentare è la marcia in più che ci può consentire davvero di conquistare i mercati internazionali. Il brand Sicilia non avrebbe senso senza l'agroalimentare, senza l'agricoltura, ed è davvero un momento straordinario quello di questo pomeriggio. Voglio davvero ringraziare il sindaco Ruvolo, l'onorevole Gallo, per questo momento di sinergia politico-istituzionale tra il comune e la regione, mettendo al centro l'agricoltura siciliana, che davvero ci può consentire di fare il salto di qualità a questa regione e assicurare un futuro di benessere e prosperità a tutti i siciliani e soprattutto ai giovani siciliani. Vogliamo ripartire da qua, da questo Festival dell'Agricoltura. Ribera
negli anni passati, fino a 25 anni fa, aveva una manifestazione fieristica dedicata all'agricoltura tra le più conosciute non soltanto in Sicilia. Vogliamo rilanciarla all'interno di questo contesto meraviglioso che è la nostra villa comunale e questo polmone verde nel centro della nostra città, per dare un segnale di ripresa dopo 2 anni di pandemia. L'agricoltura è il settore trainante della nostra economia, noi vogliamo coniugare all'agricoltura anche il turismo, utilizzando e sviluppando quelle che sono, valorizzando le nostre coste, la nostra Secca Grande, Borgo Bonsignore, Piana Grande, la riserva naturale della foce del fiume Platani, il castello di Poggiodiana, la necropoli dell'Anguilla, il geosito della Gola del Lupo. Noi abbiamo bellezze paesaggistiche, prodotti di eccellenza come la nostra arancia DOP che permetteranno alle nuove generazioni di garantire sviluppo ed economia, crescita sociale e culturale alla nostra città e alla nostra comunità. La UIL territoriale di Agrigento a congresso, più diritti e meno disuguaglianze. Arturo Cantella. Oggi è un momento importante per la UIL di Agrigento perché si terrà il congresso di tutte le associazioni, di tutti i sindacati, di tutte le vostre varie articolazioni, per cui si darà la linea guida del sindacato. Ecco, quali sono gli obiettivi che lei come segretario provinciale intende intraprendere insieme a tutti i suoi collaboratori nella gestione futura? Allora, oggi sarà la sintesi di tutti i congressi che abbiamo fatto dal mese di marzo ad oggi e sono stati ben 14, quindi i congressi di categoria dove abbiamo trattato i vari argomenti che ci sottoponevano i nostri iscritti. Oggi faremo una sintesi di quei problemi e rilanceremo la nostra attività per i prossimi 4 anni. Sicuri che noi attenzioneremo tanto i problemi di questa provincia, dei lavoratori, dei pensionati, dei disoccupati, delle persone della provincia di Agrigento. Lo faremo nel modo come abbiamo sempre fatto, attenzionando quelle che sono le esigenze, le emergenze, in condivisione possibilmente anche con l'attività del cartello sociale, questo sempre a tutela di questo territorio. Ecco, oggi anche la presenza di qualificati esponenti sia regionali che nazionali, questo segno di una fiducia nella sua segreteria e di un viatico ottimo per lei. Sì, abbiamo di nuovo la presenza di Carmelo Barbagallo, oggi da segretario generale dei pensionati. Ha voluto partecipare ai lavori di questa mattina proprio per farsi carico delle problematiche, in questo caso dei pensionati, ma ci aiuterà anche a relazionarci con la Confederazione. Abbiamo pure la segretaria nazionale Tiziana Bocchi per quanto riguarda l'attività confederale della nostra organizzazione e c'è Luisella Lionti che è il segretario generale della UIL Sicilia. Tutti assieme cercheremo di rappresentare meglio le istanze che i lavoratori ci consegnano. Oggi ad Agrigento per questa importante assemblea della UIL, una UIL che anche nel nostro territorio cresce giorno dopo giorno. La UIL è destinata a crescere, non siamo secondi a nessuno. Oggi abbiamo il problema di superare la crisi pandemica, di superare la crisi della guerra che si sta facendo in Ucraina. Altrimenti con l'inflazione si eroderà il potere d'acquisto ancora già eroso dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. Bisogna ridare potere d'acquisto attraverso una serie di sostegni ai nostri pensionati che sono il vero ammortizzatore sociale del Paese. Se pensiamo che ogni 2 famiglie, almeno in una, un pensionato o una pensionata danno una mano o fisicamente per i figli e per i nipoti o economicamente per superare le difficoltà che hanno i lavoratori a scarso reddito. E allora il governo ha cominciato a ridare qualche fase di ossigeno, bisogna far diventare strutturale i 200 euro che sono stati dati, bisogna fare in modo che ci sia una ripresa economica abbassando le tasse sui pensionati e sui lavoratori, visto che paghiamo le più alte tasse d'Europa e abbiamo gli stipendi e le pensioni più basse d'Europa. La UIL di Agrigento è una UIL molto forte, come ha detto lei, sul territorio agrigentino, ma la UIL in generale nella regione Sicilia, insomma è un'organizzazione molto presente con una storia molto consolidata. Oggi il congresso di Agrigento dentro un programma di congressi che si sta svolgendo in tutta Italia noi vogliamo mettere al centro della nostra riflessione dopo
un 2019 che si era chiuso con molte incertezze e è arrivata la pandemia, 2 anni di grandi sofferenze e anche di cercare di capire come riprendere in mano una situazione molto difficile dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista produttivo, e purtroppo poi anche la guerra. Quindi il nostro obiettivo, come dice il nostro slogan, ma che non vuole essere uno slogan fine a se stesso, noi vorremmo riprendere la strada di dare più diritti di nuovo alle persone e meno disuguaglianza. Noi vogliamo rimettere al centro della nostra attenzione, del nostro lavoro quotidiano, la persona con i suoi diritti, con i suoi bisogni, con le tutele necessarie. Questo in questi anni non è avvenuto. Questa globalizzazione, che adesso chiamano iperglobalizzazione, di cui si stanno vedendo anche gli effetti assolutamente negativi, ha portato alla svalorizzazione del lavoro, ha portato alla parcellizzazione delle filiere produttive e in questo momento quindi ci troviamo in grandi difficoltà. Noi dobbiamo lavorare affinché attraverso anche il PNRR le risorse siano risorse ben utilizzate per creare nuovo sviluppo. Noi abbiamo bisogno di sviluppo buono, di lavoro che si consolida e di lavoro che nasce nuovo e buono, perché dobbiamo dar lavoro a tante ragazze e a tanti ragazzi che studiano, che si meritano di poter vivere nel nostro paese e di poter trovare nel nostro paese il lavoro per il quale hanno lavorato, si sono preparati, e bisogna anche dare gli strumenti alle lavoratrici e ai lavoratori, qualora dovessero stare in un'azienda in crisi, di poter, attraverso la riqualificazione, la formazione professionale, di poter essere immediatamente reimmessi nel ciclo produttivo. La situazione, siamo quasi alla conclusione della stagione congressuale, la situazione è ottima, cresciamo, l'abbiamo visto in piena pandemia, tutti pensavano che il sindacato non servisse e siamo stati l'unico riferimento per tutti i cittadini siciliani, ad Agrigento così come a Palermo, a Messina, in tutte le città. Quando ci chiedono, spesso mi chiedono: ma voi che fate, dove siete stati? Noi siamo stati in mezzo alla gente, dietro i cancelli, insieme a tantissimi lavoratori che hanno perso il posto di lavoro, siamo stati l'unico riferimento che ha dato risposte certe e spesso e volentieri ci siamo ritrovati a doverci documentare in un tempo talmente stretto per poter dare poi sostegno reale a tante famiglie che entravano dentro i nostri uffici. La mancanza del lavoro oggi è primario, per via molte aziende purtroppo sono costrette a chiedere tanti lavoratori, ma i lavoratori si rinunciano perché preferiscono rifugiarsi nel reddito di cittadinanza, poi qualche lavoretto in meno e la cosa è fatta. La vostra posizione qual è? Il reddito di cittadinanza sicuramente è ed è stato un ottimo ammortizzatore sociale, soprattutto in piena pandemia, ma non può essere lo strumento da utilizzare non si tratta di politiche attive sul lavoro. Il giovane deve lavorare, deve essere messo in condizioni di crescere anche dal punto di vista professionale. Il reddito di cittadinanza non può essere la soluzione non si può sostituire all'occupazione e al lavoro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Referendum sulla giustizia, l'intervento della Camera Penale di Agrigento. Vediamo. Giustizia, quanto è importante andare a votare? Allora, il referendum della giustizia è importante per tutti i cittadini. Dobbiamo tutti andare a votare perché dobbiamo dare un'indicazione precisa al Parlamento perché si occupi della giustizia, di fare le riforme necessarie. I referendum sulla giustizia sono 5 e noi invitiamo la popolazione ad andare a votare e oggi vogliamo informare la cittadinanza del contenuto dei referendum sulla giustizia che riguardano il CSM, la riforma del CSM, la separazione delle carriere, la limitazione della custodia cautelare, perché non è possibile questi abusi che vediamo sulla applicazione della custodia cautelare prima dell'accertamento della responsabilità definitiva, l'abolizione della legge Severino, perché abbiamo la sospensione con sentenza di primo grado di sindaci, di amministratori, di presidenti della regione che
dopo essere stati condannati in primo grado, vengono sospesi e poi magari in appello sono stati assolti, con danno per loro, per le loro vite, per le loro famiglie e per tutta la comunità che si ritrova a dover andare di nuovo alle elezioni e a rieleggere i loro organi rappresentativi. Quindi noi invitiamo la popolazione, andate a votare consapevolmente, scegliete il voto che volete, però vi invitiamo perché consapevolmente dovete votare, in quanto i temi della giustizia riguardano tutti i cittadini e non sono questioni complesse come vi dicono, sono questioni semplicissime, comprensibili per tutti. Si teme un'astensione alla votazione per il referendum sulla giustizia, ecco perché andare a votare. Ovviamente l'ipotesi dell'astensione è quella che meno gradita. L'avvocatura sta cercando di farsi carico di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi referendum, nell'inerzia un po' che constatiamo tutti purtroppo della politica, perché riteniamo che questi referendum siano importantissimi per dare un segnale alla politica. In questo senso si inserisce l'odierna iniziativa della Camera Penale di Agrigento, che si inquadra nelle più vaste e ampie iniziative organizzate dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Non nascondo che tutte le tematiche sono importanti, ma una di quelle che ci sta particolarmente a cuore è la separazione delle carriere. Noi riteniamo che in questi ultimi 30 anni si sia assistito a una figura ipertrofica, che è quella di uno dei 3 attori del processo, che è quello del pubblico ministero, il quale conduce le indagini, come sappiamo, poi ovviamente ne sostiene gli esiti. Tante volte si perviene a conferenze stampa, a diffusioni di notizie che suscitano il clamore dell'opinione pubblica e poi degli esiti dei processi, dove invece si instaura il contraddittorio richiesto dalla Costituzione, quasi non interessa più a nessuno. Noi riteniamo che questo sia estremamente sbagliato e contrario alla stessa Costituzione, che ha stabilito all'articolo 111 che il processo penale debba svolgersi tra parti paritarie, cioè accusa e difesa, davanti a un giudice terzo. Il giudice, la terzietà del giudice non è un fatto formale, è un fatto sostanziale, quindi riteniamo che debba essere rafforzata la tutela del giudicante, del magistrato giudicante, a cui va garantita la terzietà, l'esercizio della terzietà in serenità, sia rispetto alle influenze della difesa che a quelle dell'accusa ovviamente. Quindi non ci può essere terzietà se chi giudica è collega di chi accusa. Quindi le problematiche sono sostanzialmente queste e riteniamo che vada riequilibrata la posizione delle parti processuali. Il referendum non la riequilibra, però darebbe un segnale importante. Al Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento la 4ª tappa della mostra itinerante di progetto Genesi, Arte e Diritti Umani, i dettagli nel servizio. Sindaco, presente a questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente importante per il nostro territorio in vista anche di Capitale della Cultura 2025. Sì, questa è una mostra itinerante, è partita nel 2021, settembre 2021 da Varese, quindi Assisi, Matera e adesso Agrigento, e terminerà proprio a settembre 2022. Fa parte della collezione Genesi di Letizia Moratti. Io ringrazio anche la dottoressa Bernardi che ha voluto fortemente portare avanti questo progetto, questa mostra itinerante. Si parlerà di diritti umani e ambiente, sembra che si calza benissimo con le problematiche nostre agrigentine. Agrigento è la porta del Mediterraneo, quindi ha vissuto questa forte ondata migratoria, però ha risposto benissimo con la solidarietà e anche con l'integrazione. E poi la cultura, Agrigento è una città di cultura, di arte, di storia, di bellezza, di archeologia. Abbiamo tutte le carte in regola per poter essere e per candidarci a Capitale Italiana della Cultura 2025. Speriamo che questo progetto così ambizioso si possa portare a termine grazie anche alla nostra Agrigento, ma anche all'impegno di tutti gli agrigentini. Parliamo di questa iniziativa, ecco, cosa vi ha spinto a scegliere proprio Agrigento e in cosa consiste la mostra?
Allora, Agrigento si è scelta da sola, perché il progetto Genesi è un progetto itinerante che va dal nord al Sud Italia e sceglie le 4 città d'Italia che sono sia sedi di beni FAI sia sedi di siti UNESCO, e Agrigento è una di queste. In più Agrigento è l'apertura verso l'Africa, l'apertura verso il diverso che arriva nel nostro paese, e essendo l'ultima tappa è coinciso col 5 giugno, giornata dell'ambiente, e Agrigento è la città madre del tema appunto dell'ambiente e della tutela del territorio. Il progetto Genesi appunto è una mostra itinerante che include molti artisti internazionali di fama mondiale, alcuni invece giovani, che trattano tematiche legate alle più urgenti questioni sociali, politiche, economiche dei nostri giorni. Ma non è solo una mostra, è un progetto, appunto, progetto educativo, che è quasi più importante della mostra stessa, cioè abbiamo tutta una serie di strumenti, dalle visite guidate ai workshop, alle lezioni con l'Università Cattolica del Sacro Cuore, fino a un'app creata soprattutto per il pubblico giovane, che devono servire a educare al tema dei diritti umani in maniera interdisciplinare, quindi non solo l'arte ma tutte le discipline che concorrono all'educazione a questo tema. Avvocato Taibbi, parliamo di questa iniziativa. Oggi qui a Agrigento è stata scelta per questa mostra Genesi. Sì, dopo Varese, dopo Matera, dopo Assisi, arriva ad Agrigento. Io credo che sia una scelta importante, perché ad Agrigento si può benissimo parlare di arte e diritti umani, anche perché noi abbiamo per esempio il fenomeno dei migranti, ma un altro tema importante è il fatto che si apre la giornata mondiale dell'ambiente, e quindi anche questo è un tema che mette insieme arte, diritti umani e ambiente, e l'ambiente per il FAI è l'ambiente inteso come natura, cultura. Ecco che quindi sono tanti i temi che possiamo affrontare in qualcosa che non è una semplice mostra, è un vero e proprio progetto, un progetto che mira a dare un'educazione permanente sui diritti umani, quindi speriamo che anche le nuove generazioni vogliano cogliere. Un progetto che si snoda tra il Museo Griffo e poi la Lucchesiana, perché abbiamo voluto unire colle e valle, come prima aveva fatto anche Jan Fabre. Ecco, quindi ci aspettiamo che la città e anche i turisti vogliano cogliere questa importante occasione. Venite, partecipate, staremo insieme 3 mesi, un'occasione anche per riflettere su quello che sarà il nostro futuro, sia dal punto di vista dell'ambiente, sia dal punto di vista dei diritti umani. Parliamo di questa iniziativa, di questa mostra Genesi presente da oggi presso il museo, cui l'Ente Parco ha fortemente voluto. È un progetto mostra al quale abbiamo dato il nostro assenso, perché riteniamo che attività culturali come queste sono sul percorso che il parco ha da quando è stato istituito, e c'è quello dell'educazione permanente, quello del rispetto dei valori, del rispetto dei diritti umani e del rispetto anche dell'ambiente, perché questo progetto mostra parla anche di ambiente, quindi dovevamo esserci, lo abbiamo voluto fortemente, e tra l'altro la mostra cavalca quel solco dell'educazione permanente, per cui ci saranno le visite guidate a studenti online, e quindi in quell'accrescimento culturale che fa parte del nostro essere parco archeologico e paesaggistico. In previsione dell'estate, quali sono le iniziative per sommi capi che state organizzando turisticamente, ovviamente? Ma già da oggi inizia quel progetto di primavera che abbiamo potuto realizzare solo in parte, ma è molto nutrito. 3 giorni di approfondimento di Diodorossi, poi ci saranno attività culturali, ci saranno spettacoli al centro storico di Agrigento, un cammino e un racconto nel quartiere del Rabbato, ci sarà la presentazione di un libro di Javier Castillo a San Pietro, ci sarà la proiezione del film Ennio di Tornatore su Ennio Morricone, ci saranno 2 concerti, 18 Simona Molinari alla Valle e il 24 e 6 Ottava alla Valle, quindi questo sono attività culturali che preannunciano quelle che faremo quest'estate, che sono tante, che sono oltre a quelle istituzionalizzate, la rassegna jazz, Arcosoli, il cinema archeologico, le 2 attività legate al cinema,
poi ci sarà festival e ci saranno tante altre attività, ci saranno le nostre albe che sono il nostro punto di forza, quindi a 360 gradi, e non riguarderà solo la valle, ma riguarderà Eracleamino, riguarderà Villa Romana Punta Grande e riguarderà Sambuca di Sicilia. Domenica prossima, 5 giugno, prima domenica del mese in Sicilia, si entra gratis in tutti i parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall'assessorato regionale ai beni culturali della Sicilia. Lo ha disposto l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, aderendo alla nuova campagna promossa dal Ministero della Cultura. Adesso lo sport, calcio, playoff nazionali di eccellenza. L'Acragas continua la sua preparazione contro l'Isernia. Dopo lo 0-0 casalingo, i biancazzurri giocheranno in trasferta. Il servizio di Carmelo Lentini. Con maggiore rabbia, ma anche con la segreta speranza che l'obiettivo può ancora essere raggiunto, l'Acragas continua a prepararsi agli ordini di Nicolò Terranova. Il pari interno ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma si è anche convinti che questo Città di Isernia è davvero battibile, e lo testimoniano le nitide occasioni avute negli ultimi minuti di gara con il pallone che non è voluto entrare per bravura del portiere, ma anche per imprecisione degli avanti. Talvolta per vincere queste gare ricche di equilibrio occorre la collaborazione della dea bendata, per cui la squadra biancazzurra, in forte credito, con la giusta determinazione e rabbia, può essere padrona del proprio destino. Intanto è stato istilato il programma di viaggio che prevede allenamenti in sede sino a giovedì pomeriggio e poi venerdì mattina. In pullman si raggiungerà il porto di Palermo e in nave si raggiungerà poi Napoli sabato mattina. Sempre in pullman la comitiva raggiungerà in quasi un'ora e mezza di viaggio la città di Isernia, dove verrà svolta l'ultima rifinitura e anche il ritiro prepartita. Mancherà per squalifica Lavardera, espulso domenica scorsa, mentre stanno recuperando Giovanni Taormina e Giovanni Leonardi. Ed ora spazio alle interviste. Una partita che chiaramente rappresenta per noi, come per loro, una sorta di finale anticipata, nel senso che dopo il pareggio dell'andata non c'è più spazio e tempo per rimediare, quindi sarà una partita dove una delle due dovrà andare avanti e l'altra si fermerà. Due squadre che adesso si conoscono un po' meglio rispetto magari al passato, anche se sia noi che loro ci eravamo studiati a vicenda. Ci sono state delle difficoltà nella gara di andata, dove noi poi durante la gara siamo riusciti un po' a recuperare. Però la gara di andata ormai fa parte del passato, adesso c'è la gara di ritorno che bisogna affrontare con grande attenzione, con grande caparbia. Sarà una partita tattica, sarà una partita dove il caldo probabilmente inciderà tanto. Dobbiamo essere bravi a cercare di sfruttare quello che ci verrà concesso dagli avversari. Poi noi dobbiamo fare la nostra partita, la squadra ha un'identità, l'importante è quello. Quali potrebbero essere le difficoltà, le insidie di questa partita? L'avversario è un avversario, come abbiamo visto all'andata, di grande qualità. Mi ha fatto un'ottima impressione, però già avevo le idee chiare sugli avversari che affrontavamo. Ripeto, il caldo inciderà sia per noi che per loro. Dobbiamo capire che la partita potrebbe non durare 90 minuti e quindi la gestione di questa gara è una gestione un po' particolare per entrambi. Che Acragas servirà? Che prestazione servirà in trasferta contro l'Isernia? Servirà una grande prestazione, direi rasentare la perfezione, nel senso che l'avversario di valore, una partita di grande importanza, quindi in queste partite se c'è attenzione, se c'è grande concentrazione e se riesci a fare quello che proponi la settimana, credo che il risultato possa darci ragione. Poi l'unica cosa certa è che daremo il massimo fino all'ultimo secondo. Sta bene, abbiamo recuperato Taormina che domenica era uscito anzitempo contro proprio l'Isernia, abbiamo recuperato al 100% Angelo Strano
ci mancherà la barriera per squalifica, però non guardo mai le assenze, ci sono ragazzi pronti a dare delle buone prestazioni. Saranno presenti anche i tifosi dell'Akragas, questa è una bella notizia, un'arma in più per i biancazzurri. Sicuramente inciderà come ha inciso nella gara di andata, quando in un certo momento della gara con delle difficoltà oggettive siamo riusciti a uscirne fuori anche grazie a loro. Siamo certi che ci daranno una grande mano nella gara di domenica. Incontreremo una squadra, abbiamo visto domenica scorsa, una squadra che palleggia bene, una squadra ben organizzata, e una partita da si decide sui 90 minuti. Sono tante le situazioni che purtroppo il calcio è fatto così. Che Akragas servirà per centrare la finale? Ma ripeto, noi siamo concentrati, andiamo lì con la nostra mentalità, quella che abbiamo portato fino ad ora in ogni partita, sia in casa che fuori casa. Ogni settimana diamo il massimo per arrivare al top la domenica, quindi io sono fiducioso per la partita, perché conosco i ragazzi, conosco i miei compagni di squadra e so che siamo un gruppo forte, un gruppo unito. Sotto il profilo di contenere l'avversario l'abbiamo visto qui, però sotto il profilo di metterlo alle corte, quale soluzione questa Akragas deve adottare? Ma ripeto, noi andiamo a fare la nostra partita, noi abbiamo preparato la partita come facciamo ogni settimana, quindi non c'è una medicina precisa e dici tu vai là e li puoi mettere in modo da stringerli. Sono partite comunque particolari, che dove non è il campionato che tu hai tempo poi per recuperare in caso, queste sono partite secche e sono tanti fattori che fanno la differenza. Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sandro Morgana ad Agrigento. Carmelo Lentini. Ultima tappa ad Agrigento per il presidente Sandro Morgana, è impegnato nel tradizionale giro per tutte le delegazioni provinciali a conclusione di una stagione che ha segnato la giusta ripartenza delle varie attività calcistiche isolane dopo l'interruzione forzata a causa del Covid. Ad attenderlo nella sede provinciale agrigentina l'intero comitato, il delegato provinciale il professor Angelo Caramanno, il quale si è soffermato sullo svolgimento delle varie attività e ha anche evidenziato le iniziative da pianificare nel prossimo futuro. All'interessante incontro hanno partecipato l'ingegnere Santino Lopresti, presidente onorario del Comitato regionale Sicilia, il professore Stefano Valenti, coordinatore federale, i quali hanno preso parola per un breve saluto ai presenti. Ha poi preso la parola il presidente Sandro Morgana, il quale ha voluto ringraziare per l'impegno profuso in stagione dall'intero comitato agrigentino, soffermandosi sull'organizzazione e la gestione dei vari tornei che vanno dalla terza categoria alla Serie D di calcio a 5, compresi i campionati giovanile Under 15 e Under 17. Il presidente Sandro Morgana ha risposto ad alcune nostre domande. Presidente Morgana, è terminato un altro anno calcistico un po' turbolento, però migliore rispetto all'anno precedente. Vediamo un po' di fare una sintesi di ciò che è successo e di quello che si potrà fare in futuro per migliorare. Intanto certo è stata una stagione sportiva molto impegnativa, molto complicata, difficile, resa complicata dalla presenza ancora forte del virus, del Covid-19, però io credo che proprio perché abbiamo avuto tante difficoltà, proprio perché il Covid ci ha reso la vita difficile, essere riusciti a ripartire e soprattutto a terminare l'attività è il grande momento di soddisfazione del comitato regionale. Ci sono state queste difficoltà, abbiamo fatto scelte probabilmente all'inizio per qualcuno impopolari, come giocare soltanto in presenza di Green Pass. Abbiamo confermato questa scelta quando il governo l'ha resa obbligatoria per tutti, e questo ci ha dato una grande mano per l'avere già avviato questo percorso. Quindi alla fine io sono convinto che
che dobbiamo essere tutti molto soddisfatti. Abbiamo fatto una grande stagione, una stagione che ci ha dato tante soddisfazioni, ma soprattutto ha restituito a tutti un minimo di normalità. Siamo tornati a vivere. Ecco, la Sicilia mi sembra che sia stata l'unica regione che abbia avuto il coraggio di imporre determinate regole, come quello del Green Pass. È stata un'arma vincente. Sì, è stata un'arma vincente, perché quando noi avremmo voluto fare giocare semplicemente con un'autocertificazione da parte del dirigente responsabile della società, noi abbiamo preteso il Green Pass. Quindi quando poi il governo il 10 di gennaio l'ha reso obbligatorio per tutti, le nostre società erano avanti, avevano già fatto un percorso, erano già abituate a questa linea, di intransigenza, ma noi abbiamo tutelato la sicurezza delle persone, la salute dei nostri calciatori, abbiamo messo in equilibrio questa esigenza di tutela della salute insieme alla esigenza di partire e finire, e questo poi alla fine ci ha dato ragione. Ecco, parliamo un attimino invece delle dolenti note. Sì. Ecco, ci sono state, poco fa si parlava di ben 33 fatti un po' bruttini che riguardano il calcio. Ne vogliamo parlare? Sì, alla fine abbiamo registrato soltanto come episodi di violenza nei confronti dell'arbitro, 33 episodi di violenza nei confronti dell'arbitro, 10 che hanno riguardato i campionati regionali e 23 che hanno riguardato i campionati provinciali. Di questi 23, 17 hanno riguardato il campionato di terza categoria. Cosa ancora più importante, di questi 33 episodi, 27 sono stati compiuti da calciatori. Quindi il problema della violenza è un problema tutto interno al sistema. Se si considera che gli altri 6 sono stati fatti da dirigenti, non c'è stato nessun episodio di violenza che ha coinvolto gli allenatori, che tuttavia, lo ribadisco, hanno la responsabilità della direzione del gruppo. Quindi questa gestione dei calciatori va fatta con maggiore attenzione, con maggiore coinvolgimento su principi che sono, di educazione, che sono di rispetto di determinate regole. Quindi alla fine io dico che dobbiamo continuare un lavoro che abbiamo avviato. Non ci sono più quei numeri, 100, 110, 90, 95 episodi di aggressione all'arbitro, tuttavia anche gli stessi 33 episodi, devo dire, mi lasciano assolutamente insoddisfatto, perché sarei insoddisfatto anche se ce ne fosse uno soltanto. Quindi per la seconda volta consecutiva la nazionale di calcio non partecipa a un mondiale. Perché è successo questo, Presidente? Perché è successo? E intanto c'è stato, un po' di sfortuna, perché bisogna fare un'analisi seria, ma tuttavia non bisogna perdere di vista che alla fine, se avessimo messo dentro il rigore, saremmo a parlare di un'altra storia. Tuttavia io credo che una riflessione, soprattutto in relazione alla circostanza che il 65% dei calciatori presenti in Serie A è straniero e il 70% dei campionati primavera è straniero, questo deve indurre ad una riflessione di sistema, una riflessione che deve far dire a tutti se abbiamo interesse o meno nei confronti della nazionale. Io ho tanto interesse nei confronti della nazionale, rappresenta tutti gli italiani e ha dato agli italiani, ha regalato momenti magici, ci ha fatto sognare. Quindi vero è che ci sono questi problemi, altrettanto vero è che poi alla fine, se fosse entrato col calcio di rigore, oggi saremmo la nazionale campione d'Europa che si è qualificata al mondiale con tante speranze. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.